Bene, ed eccoci qua per il nostro consueto appuntamento con il Memento, questo spazio che dedichiamo per aggiornarvi su alcuni argomenti che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti. E questa sera, come si diceva prima della pubblicità, parleremo di infrastrutture in Veneto e in particolare, Ermanno, parleremo dell'alta velocità ferroviaria. Il tratto in particolare in questione è quello tra Bologna e Padova. È ovviamente un'infrastruttura importante soprattutto per il tessuto economico, chiaramente, e non solo per quello. Ma parliamo della Bologna-Venezia, parliamo di linee che sono importanti, Venezia-Milano, non sono state ancora fatte. Perché non sono state fatte? L'abbiamo già denunciato l'anno scorso. Perché non vengono fatte? Perché l'azienda che ha in mano la soluzione e che quindi andrebbe a guadagnare moltissimo, cioè le ferrovie dello Stato, non fanno le opere per cui sono destinate invece a farle. E questa è la problematica che affrontiamo oggi. Abbiamo un Veneto che nel concetto economico di Tagliacarne, famoso economista, il Veneto è il secondo in Italia come economia, è tagliato fuori dall'alta velocità e quindi dobbiamo andare a una velocità più bassa del normale tra Venezia e Bologna e poi eventualmente ci sono le linee adeguate per l'alta velocità. Qual è il problema? Non si è ancora capito, ma in Italia i problemi non si capiscono mai. Le soluzioni ci sono, ma non vengono applicate. Quando vengono applicate, naturalmente, ci sono sempre degli inceppi. E allora abbiamo con noi l'onorevole che ci spiegherà bene cosa sta facendo e come si sta proponendo e cosa sta proponendo per risolvere questo grosso problema, perché il Veneto è tagliato fuori dal resto del mondo. Certo. Abbiamo con noi, e lo saluto, l'onorevole Roberto Caon. Buonasera a voi, grazie per l'invito e naturalmente buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, esponente di Forza Italia. Allora, questa alta velocità, questo raddoppio della linea, in particolare Padova-Bologna, ma appunto poi inserita in un contesto e in un progetto ben più ampio. Ecco, lei era venuto l'anno scorso a parlarne, a distanza di un anno ci sono delle novità, sì, diciamo che possiamo dire fare un'introduzione perché magari da Mm. casa non tanti capiscono, perché tanta gente pensa di prendere l'alta velocità, cioè il Frecciarossa o l'Italo, ed essere in alta velocità. Non sempre è così. Allora, attualmente il Veneto ha solo circa 20 km di alta velocità, il Mestre Padova, e basta. C'è questo troncone che è ad alta velocità, alta capacità, dove ci sono 4 binari. 2 sono destinati all'alta velocità, quando serve vengono utilizzati anche per altre esigenze, e altri 2 invece sono a disposizione per il locale, l'interregionale e le merci. Per quanto riguarda, che se ne parla già, l'est-ovest, cioè il Padova verso Torino, come sempre il Veneto purtroppo è indietro. L'alta velocità comincia da Brescia fino a Torino, manca la Padova-Brescia. Lì però è stato fatto da tempo, hanno già cominciato i cantieri, è già stato finanziato. Mancava il Vicenza-Padova, l'ultimo tratto di finanziamento. Io con una interrogazione fatta lo stesso giorno che mi hanno votato l'idrovia, il 29 luglio, e poi mi hanno dato risposta il 5 di novembre dello stesso anno, ho scoperto che invece il finanziamento non c'era. In qualche maniera il governo che si è susseguito ha messo una pezza, ha messo un po' di PNRR per finire l'opera in maniera, cioè finanziare, non finire, finanziare l'opera in maniera definitiva. Io sto cercando in commissione di rintuzzare, di far sì da ricordare in continuazione che sarebbe il massimo riuscire a finire quest'opera entro il 2006 per le Olimpiadi Milano-Cortina. Sarebbe
Certo, sarebbe la linea 2026. ideale, perché Certo. Milano-Venezia sarebbe... Speriamo, confido che il Ministro capisca questa esigenza, che capiscono tutti. Ci sono dei problemi per quanto riguarda anche la reperibilità di forza e cantiere, però speriamo che riescano a fare questo sforzo. Però questo ormai è itinerante, sta andando avanti. Dov'è che mancava esattamente l'alta velocità, proprio mai stata progettata, ma è non ancora progettata, proprio dimenticata? Verso il sud, noi abbiamo sempre questo troncone Padova-Venezia, Venezia-Padova, poi il treno ad alta velocità corre su 2 binari costruiti ancora prima della seconda guerra mondiale, che arrivano fino a Bologna. Perciò il treno saliamo sul treno ad alta velocità, ma invece di correre a 300 km/h corre a 150, ma non è questo solo il problema, poi elenchiamo quali sono i veri problemi. Poi da Bologna fino a Salerno è tutta ad alta velocità, varia 2,50, 3,30, ma è tutta alta velocità. Hanno già finanziato da Napoli, cioè da Salerno a Reggio Calabria, e hanno già finanziato il Napoli-Bari. Nessuno mai ne parla. Da un anno che io ho depositato la prima mozione in Consiglio Comunale, sto facendo un lavoro certosino nel territorio, con un po' di difficoltà, perché vedo che non tutti riescono a capire l'importanza di come funziona la politica, non dell'opera. L'opera ma la capiscono. Allora a Roma ci si muove solo se il territorio comincia a far capire che c'è una grossa esigenza, e per far capire questo bisogna che tutti i comuni votino un ordine del giorno. Poi c'è l'incaricato, che posso essere io, che va al Ministero a ricordare: guardate che c'è bisogno. Le categorie la stessa cosa, devono fare la loro parte. Io ho cercato di investire un anno fa tutte le categorie e hanno fatto la loro parte. Ho mandato varie volte nella PEC di ogni comune l'ordine del giorno che doveva essere votato. Circa 100 comuni l'hanno votato, che questi consigli comunali riflettono esattamente circa 1,5 milioni di abitanti che abbiamo qui in Veneto. Qualcosa mi hanno votato anche in Emilia Romagna, e adesso sto cercando anche in Friuli, Venezia e Giulia. Da considerare sempre un buon risultato, 1,5 milioni su 4 milioni, perché certo, la Regione Veneto è 5 milioni, ma tirando fuori Verona, che non appartiene a questa grande dinamica, cioè appartiene sempre a questa dinamica, ma in maniera molto appartata. Su 1,5 milioni su 4 milioni, però in qualche maniera, forse anche la mia cucciutaggine, sono riuscito a farla inserire dentro nell'elenco dei progetti che devono essere finanziati per la fattibilità del progetto. Questo è il primo passo, il primo vero grande passo. È stata una grande soddisfazione su questo, perché riuscire a far capire al Ministero che c'è quest'opera che deve essere fatta, prima era proprio dimenticata, proprio nessuno non esisteva neanche nella carta. E ho parlato con il Ministro, adesso ci diamo da fare, però adesso io sto tentando di fare un altro giro in tutti i comuni, quelli che non hanno votato, perché sono ancora tanti, che ci dia la possibilità, la politica, di dire: ci siamo, vogliamo l'opera, e poi andiamo a elencare per i telespettatori cosa porta questa opera, perché non è che siano 2 binari messi là per fare mezz'ora in meno di strada, cioè per impiegare mezz'ora in meno, ma dobbiamo spiegare una cosa però, che il Veneto è isolato dal resto del pianeta. Per quale motivo? Perché l'alta velocità non c'è, perché noi guardiamo sempre giustamente Roma, perché è una linea importante, ma in realtà non siamo collegati con Trieste, che è collegata col resto del mondo, non siamo collegati con l'Austria, non siamo collegati con Milano, e quindi tutte le nostre vie d'uscita, diciamo, dal Veneto, il collegamento dall'esterno verso l'interno non esiste nell'alta velocità. Allora, se io ho un'azienda come le Ferrovie dello Stato, perché non mi attivo a fare? Perché se io faccio l'alta velocità ci guadagno un sacco di soldi? Io sono convinto che in mezzo a tutto questo ci sia un misto di vuoto politico da parte del Veneto, perciò mi prendo le mie responsabilità.
Non cerco in questo momento... Scusi, allora giustamente il politico di fronte a un problema è giusto che lo affronti. Infatti lo sto affrontando. Lo sta affrontando. No, ma, però mi pare impossibile che dei tecnici esperti che devono gestire non solo l'alta velocità ma tutte le ferrovie d'Italia e metterle in sintonia, perché se io faccio un pezzo di alta velocità e poi non c'è più, serve a poco quel pezzo, ho speso dei soldi che non rendono nulla. Ecco, è una cattedrale nel deserto. Esatto, e quindi chi è? Perché siccome questi signori che gestiscono le ferrovie dello Stato si alternano con estrema vivacità e come diciamo stipendio hanno milioni di euro, che ci stanno a fare? Lei che bazzica l'ambiente. Guardi, io non è che conosca gli amministratori delegati alla ferrovia, cioè non ne ho conosciuti neanche uno fino adesso perché parlo solo esclusivamente con la politica. Qualche volta in commissione ci vede qualche funzionario, sempre o in qualche caso anche delle ferrovie dello Stato, della RFI. Sappiamo anche che vediamo fuori da anni di restrizione, adesso abbiamo tutta questa voglia di fare perché... No, mi scusi, ma lei cerca di giustificare una carenza. No. Evitiamo, andiamo a vedere dove sta il problema. Io quello che sto cercando in questo momento storico... Per quale motivo? Non lo sa. Allora, io le posso dire che c'è un problema con l'Alitalia, nuova società Alitalia. Perché? Perché la linea Roma-Venezia è la terza linea a livello italiano. Sicuramente c'è un conflitto di interessi tra l'alta velocità, blocco un traffico e quindi l'Italia è destinata a chiudere. Giusto? Già il Milano-Roma l'ha perso, gli rimane il Torino-Roma e poi cosa gli rimane? Il Venezia-Napoli? Io penso che l'Alitalia o la ITA di adesso si dovrebbe concentrare per slot diversi. L'Italia è piccola, una volta che l'hai servita bene con l'alta velocità, l'Alitalia deve guardare a portare a casa turisti da altre parti e fare cassa in altra maniera. E questa, cioè, noi non possiamo pensare che l'Alitalia deve tenere bloccato lo sviluppo del nostro territorio perché deve tenere lo slot Venezia-Roma, che sono 500 km, poi alla fine che costa più andare su e tornare giù. Sicuramente ci sono dei conflitti di interessi su queste due fronti, cioè tra ma noi eleggiamo, come è stato eletto lei, eleggiamo dei nostri rappresentanti che difendono gli interessi dei cittadini. Perché io sto cercando di fare questo. Le sto dicendo che lei è uno di questi, e che i cittadini hanno bisogno di essere, non loro diventare esperti delle ferrovie, ma utilizzare degli esperti perché le ferrovie funzionino. Perché in tutti questi anni non è successo, alternandosi stranamente governi di centrodestra, di centro, di sinistra? Non è un mistero. Non so e neanche in questo momento sto cercando colpe, perché è un momento anche un po' scusi, ai cittadini non interessa colpevolizzare nessuno, perché questo problema, che è un problema almeno di 20 anni, almeno, diciamo che sarebbero 30, ancora non è stato fatto. 100 km di alta velocità per consentire ai cittadini veneti e emiliano-romagnoli di arrivare a Roma. Io aggiungo di più, sono 124 km, ma il costo di quest'opera è relativamente molto più basso a quelle che noi abbiamo affrontato fino adesso. Certo. Perché? Perché quest'opera è un'opera che va tutto in pianura. Sì. E invece se noi controlliamo da Bologna a Firenze si va solo in galleria e qualche viadotto. È molto più facile costruire un'opera sul piano all'aperto che non traforare al massimo qualche ponte. Avremo qualche ponte, ma insomma sono ponti tra virgolette già disegnati, già fatti, si va ad appaiare il ponte magari con nuove tecnologie, perciò non è che i disegni sono già, non è che la ferrovia non passi, i disegni sono già, basta prendere i disegni vecchi perché tanto va a 10 metri, va affiancato, va in parallelo.
perciò non vedo al giorno d'oggi il problema di grandi strutture per quest'opera, cioè non abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per fare quest'opera, da tenere in considerazione che mi sembra che tra Padova e Bologna ci sia un dislivello di 10 metri, cioè pochissima cosa su 120 km No, peraltro abbiamo un pezzo che va in discesa da Padova verso il Po, va in discesa, e un pezzo che va eventualmente dal Po un pochettino in salita verso Bologna. Ma insomma, sì, ma stiamo parlando del nulla, stiamo parlando insomma, alla fine è un centimetro ogni 8 diciamo metri. Che è il pezzo di alta velocità meno costoso che in e Italia. più utile, perché il traffico Bologna-Padova è molto elevato. Stiamo Ma parlando... chi altro è interessato a bloccare l'alta velocità? Non lo so. È il mistero, glielo racconto io. Chi gestisce le autostrade? Perché se l'alta velocità funziona bene, le autostrade si chiudono. A me non interessa andare in autostrada con un'auto ad alto rischio, perché ormai le autostrade sono ad alto rischio, e in particolare l'autostrada Venezia-Bologna, perché ormai ha 4 corsie e ha un traffico terribile. Io preferisco prendere il mio biglietto, arrivo in centro della città, smonto, faccio quello che devo fare, poi ho sempre un treno che torna indietro. Quindi mi conviene, ma anche da un punto di vista di costo, perché il biglietto per andare a Bologna costa tanto quanto quello che io pago di tassa autostradale, e allora non mi conviene. Non solo, io in treno posso scrivere, posso usare il computer, posso lavorare, cosa che invece se vado in macchina sono praticamente bloccato. Ecco un altro passaggio. Allora, noi stiamo perdendo denaro, la gente sta perdendo tempo per fare guadagnare quelli che gestiscono le autostrade, che abbiamo visto che fanno anche, qualcuno fa crollare i ponti, no? Perché sa, ma dice, perché devo farlo io che ci rimetto i soldi? Meglio che ci rimettano i cittadini. Allora, vogliamo dare una mossa anche politica, perché la politica è l'intenzione di fare e poi raggiungere l'intendimento. Allora, io ce la sto mettendo tutta su quest'opera, come qualche altra che abbiamo già menzionato. Ripeto, la politica certe volte si dice sempre che deve nascere dal basso. Io sto proprio raccogliendo dal basso che tutti i comuni ci diano una mano, perché sembra quasi una fesseria un ordine del giorno, però quell'ordine del giorno là è importantissimo. Uno, per quanto riguarda la volontà politica di quel territorio che dice sì, abbiamo bisogno di questa. Seconda cosa... Ma quale altro vantaggio porta l'alta velocità? No, finisco, poi dopo elenchiamo i vantaggi. E poi io parlando con qualcuno insomma, che conta dentro il governo, mi ha detto, onorevole, ha detto, non c'è solo il fattore politico che il territorio sta esprimendo, che vuole quest'opera, ma stiamo riconoscendo che da voi non ci sono comitati notabili, perché se tutti i comuni votano così abbiamo un problema in meno, perché in questo territorio... Attenzione, non confondiamo il problema Notav col problema della alta velocità veneta. Notav però è un problema di una galleria, però, abbiamo già affrontato questo problema, non confondere le cose. Caso, io mi scusi, io ho fatto una domanda, lei risponda, perché conduco io la trasmissione. Sì, prego. Volevo finire quello che avevo iniziato. Non si preoccupi. Poi, per quanto riguarda, elenco tutti i vantaggi. Allora, uno, noi oggi abbiamo una linea super trafficata che ci porta a rallentamenti in continuazione e ritardi in tutti i treni. Perché? Perché è congestionata. Cosa succede? Succede che i treni in arrivo prevalentemente da Roma, e nelle coincidenze proprio a Padova e a Mestre non ci sono, cioè non arrivi mai alla coincidenza giusta. Allora, finché io abito a Padova, poco me ne importa se chi è venuto a prendermi oppure se l'auto la sposto a pochi, con mezz'ora di ritardo o anche un'ora di ritardo. Per chi invece ha la coincidenza per Valdobbiadene, per Feltre, per Cornuda, per Conegliano, per Vittorio Veneto e via via per Belluno, automaticamente se è l'ultima coincidenza diventa un problema è importante, perché o va a casa col taxi, ma veramente gli costa l'ira di Dio, o prende una stanza d'albergo e va a casa il giorno dopo, ma in ogni caso diventa tutto un problema da gestire,
oppure deve farsi venire a prendere da qualcuno alla stazione di metro di Padova, in questo caso sto parlando di 2 stazioni principali. Ma ci rendiamo conto che disagio. A quel punto là uno, per non rischiare, prende l'auto, va a Roma in auto. Certo. Poi la stessa cosa è per le merci. Noi abbiamo anche l'Interporto di Padova, l'Interporto una chicca ormai nel nord-est, ma l'Interporto di Pordenone e così via, che devono scambiarsi le merci, devono passare di là. Se ipotizziamo deve partire una nave da Ravenna oppure da Livorno e ti devo portare il container fino a Livorno, non è perché a Monselice si sono incastrati i treni, non passano, la nave sta aspettando, ma quando passano, non è che sia solo un container, passano 100 container con un treno, cioè non so se mi si è spiegato. Certo. Poi, e queste sono le 2 cose, ce n'è una in particolare, avendo 2 binari in più, si possono gestire i treni in maniera un po' più rilassata. E su 15 treni ad alta velocità che arrivano, che vengono, noi possiamo pensare che, siccome l'alta velocità non prevede fermate su stazioni, diciamo così, intermedie, ma possiamo chiedere, possiamo affrontare, ne ho già parlato, che una fermata possa fermare nell'area delle Terme e Colli. Cosa vuol dire? Montegrotto, Abano, io non sto qua a scegliere quale sia, però un treno al giorno possiamo farlo fermare là. Ipotizziamo quello delle 7 da Napoli, vuol dire che in 4 ore, 3 ore e mezza arrivano ad Abano, prendono il taxi, sono in albergo, fanno la doccia, all'1:30 cominciano a fare le ferie e sono seduti. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi tra Napoli, Roma, Firenze, Bologna e dintorni e Interland di queste città abbiamo 12 milioni di abitanti che possono usufruire delle terme e dei colli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando arrivano possono prendersi qualche auto in affitto, che adesso ci sono quelle le cargo, quei sistemi nuovi che utilizzo anch'io a Roma, che hanno costi accessibili, e uno si va a fare la gita. Il turismo fatto con il treno è un turista che spende, il turista che arriva con l'aereo no. Sapete perché? Perché il costo del trasporto, cioè del bagaglio, se io arrivo con la Ryanair, qualsiasi cosa porto in più lo devo pagare, lo devo strapagare. Perciò io non prendo la bottiglia di vino di olio dei Colli o non vado a Valdobbiadene a prendere il prosecco per assaggiarlo, perché so che è un costo impossibile per fare il ritorno con l'aereo. In treno, anche se compro una valigia o anche se compro un borsone al supermercato, metto dentro i 2 cartoni, nessuno mi dice niente, sono un po' più pesante nel cercare di salire e scendere, ma da quel momento là in poi perciò è un turista che può spendere nei prodotti locali. E questo non è cosa da poco, perché questo vale per tutte le zone turistiche, sì, Venezia, eccetera. Esatto, perché io se li porto... È uno dei tanti vantaggi io se li porto a Abano, è logico che poi vanno a Padova e Venezia. Ma anche da Venezia vai poi ma quando chi da Venezia va a Roma e via. Però nel caso qua che oggi non c'è una fermata, oggi abbiamo un grande autogrill sulle Terme e i Colli, però non ha l'uscita ferroviaria. È un autogrill che non ha un'uscita, anche se ha il parcheggio, ma come fa a vivere l'autogrill senza un'uscita ferroviaria? Ecco, questo è secondo me molto basilare per il nostro territorio, ma che crea un volano economico a tutto il Veneto e anche di più. Poi c'è il discorso anche culturale che nessuno mai ha fatto conto. Noi abbiamo Bologna che è l'università più storica d'Europa, abbiamo la seconda università più storica che è Padova, nel mezzo c'è un'università emergente che è Ferrara e poi a pochi chilometri abbiamo lo UAV e il Ca' Foscari di Venezia. Cioè riuscire a collegare con dei mezzi veloci e interconnettere questi studenti, queste università, noi creiamo la culla culturale forse invidiata al mondo su questi 150 chilometri. Certo. Nessuno, questo è il futuro. Questo apre un altro problema. Questo perché se noi non facciamo queste opere è logico che è inutile che noi investiamo nei nostri figli. Ci sono famiglie che magari che hanno un reddito basso fanno fatica a studiare, mandare a studiare all'università il proprio figlio, però lo fanno.
Sì, però no? mi scusi, il problema, questo è un altro, lo affronteremo eventualmente più avanti, che vuol dire la metropolitana di superficie. Perché No, ma volevo chiaramente... finire il concetto dello studio. Sì, ho capito, ma abbiamo i tempi televisivi. Quindi l'altra attività è che la ferrovia libera le autostrade, giusto? Stavo finendo, Prego. se io faccio funzionare sia i passeggeri in maniera più veloce, meno articolata, con meno rischi di ritardi, e le merci, perché le merci, se non mi arriva il container Livorno non parte per, no? Cosa faccio? Ma prendiamo il camion, così sappiamo che arriva, perché col treno non so. E da qui tu ti ritrovi una fila di camion con i container in autostrada. Ecco, noi dobbiamo evitare, e questo vuol dire inquinamento, vuol dire appesantire l'ambiente. E poi, parliamoci chiaro, questa è un'opera che passa sopra un territorio tra l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, perché poi ne va a beneficiare anche il Friuli Venezia Giulia, dove ci sono circa 11 milioni di abitanti, dove questo territorio partecipa al PIL nazionale pari al 20%, cioè qui si fa il 20% del PIL, dove c'è la città più conosciuta al mondo, che è Venezia, cioè non ci manca niente per meritarci quest'opera. Perciò io spero che anche questo governo... Io vorrei concludere quello che lei sta dicendo. Vuol dire che la nostra politica, da qualsiasi parte venga, da 30 anni sta ammazzando l'Italia, perché non sta facendo assolutamente niente per fare una cosa ovvia, ma perfino la Cina, che è un paese comunista, ha l'alta velocità a 500 km all'ora. Cioè Wuhan, Pechino, ci mette un'ora. È una cosa pazzesca. Noi non riusciamo a potremmo arrivare a Roma con la stessa velocità che oggi il treno fa Venezia-Bologna. Ed è un assurdo. Allora, l'altro vantaggio è che stanno pensando di fare un'altra autostrada, perché non bastano quelle che abbiamo. E quindi fanno Orte-Venezia, no? Attraversando diagonalmente, che per carità. Ma a quanto giova se io faccio funzionare l'alta velocità e libero le autostrade dai veicoli che, naturalmente, da quei passeggeri, da quei viaggiatori che non hanno nessuna intenzione di guidare un'auto per ore e stancarsi per andare a Venezia, fuori Firenze, piuttosto che altre cose. E soprattutto un centro che Padova diventi l'hub di un centro di smistamento dell'alta velocità. Questo è il punto fondamentale. Allora Padova crescerà. Naturalmente il problema non è finito, noi la inviteremo di nuovo, così ci aggiornerà, spero a breve lei ci informi e noi le faremo raccontare ai nostri telespettatori le sue avventure in Parlamento per riuscire a fare una cosa banale, perché ormai lei mi dice i progetti ci sono, la fattibilità c'è. È entrata dentro nei progetti di fattibilità, è già il primo passaggio. Adesso bisogna che la politica continui a fare pressione, perciò io sto invitando... Guardi che oggi per parlare di politica in televisione è bestemmiare. Diciamo che ci sia qualche volontario, qualcuno che si sacrifica, io sto cercando di fare la mia parte nel miglior modo possibile. L'abbiamo invitata per questo. Il primo scalino l'abbiamo fatto, un anno fa quando sono partito prendevo da matto dai colleghi e anche da altra gente. Abbiamo fatto questo primo gradino, siamo arrivati alla spiaggia, ci stiamo salvando, ma adesso bisogna perseguire. Per perseguire c'è ancora bisogno della pressione e ripeto, se tutti i comuni del Veneto cominciassero a votare e quando vado dal ministro invece di rappresentare 1,5 milioni ne rappresento 2,5 milioni, capisce che le cose continuano. Diventa prioritaria l'opera dei 55. Spero che questa trasmissione sia servita naturalmente per lo scopo di ottenere l'alta velocità, darle la visibilità necessaria perché la gente capisca e si adegua ai suoi progetti e ai progetti del Veneto, che è assolutamente necessario. È indispensabile, siamo in ritardo di almeno 30 anni. Noi abbiamo ancora le sbarre in questa linea. Ci sono quei passaggi a livello di una volta con la sbarra, il che anche lì un inquinamento pazzesco, ma anche
non siamo competitivi nel territorio, cioè un camioncino che deve andarmi dall'altra parte a fare una consegna, certo, mi aspetta 40 minuti, 30 minuti, per sbaglio trovo altri 30 minuti per ritornare di qua, lei capisce che quell'autista mi ha perso un'ora davanti al passaggio a livello. Ma il problema, questo è uno dei problemi, il problema reale è che per la legge della Comunità Europea i passaggi a livello devono scomparire. Perciò, quindi non è che è obbligatorio, diciamo allora che non riesco a PNRR... capire, scusi, le ferrovie dello Stato sono dello Stato, no? È giusto? E non potete dare un calcio a qualcuno e mandarli a casa. Dice i passaggi a livello entro 6 mesi spariscono tutti, e possono sparire perché sono riusciti a farlo dove avevano intenzione di farlo. Sì, sì. Spariscono, finito. Dopodiché la gente riesce a capire che il dire politica è una parola positiva e non è una parola negativa come sta diventando. Grazie. Grazie a voi. Grazie allora a Roberto Caron per essere stato con noi. Noi seguiremo ovviamente la sorte dell'alta velocità, e non solo dell'alta velocità. Abbiamo appena nominato l'idrovia Padova-Venezia, e quella è un'altra opera che dovrebbe essere fatta. Parleremo anche di quello. Molto importante, che quello ha fatto certo, un bel passaggio politico, sì, in Parlamento, sì. Cioè, diciamo che è l'unica opera menzionata nel documento del PNRR che è venuto fuori dal Parlamento, l'unica opera italiana. Certo, non dobbiamo chiudere. Grazie ancora. Allora adesso andiamo in pubblicità per voi telespettatori e ritorniamo, parleremo di commercio, parleremo di economia e del fenomeno Amazon. Ne parliamo tra poco.